stato inaugurato nei giorni scorsi il viadotto a lato del Petronio che unisce Sestri Levante alla zona industriale e ai nuovi quartieri del comune di Casarza Ligure. Il presidente della provincia di Genova, Alessandro Repetto, dopo la cerimonia di benedizione, affiancato dagli amministratori locali, ha sostenuto il nastro tricolore per l'atto simbolico del taglio. Subito dopo, autorità amministrative, politiche e militari e un centinaio di cittadini di Casarza e Sestri Levante hanno percorso i 400 metri del nuovo viadotto che collega la provinciale 523 con i nuovi quartieri della zona residenziale ed industriale di Casarza. Sul piazzale, al termine del viadotto, una breve cerimonia ha suggellato l'evento. Quest'opera era di necessità importante per Casarza e per tutta la Val Petronio, quindi da questo punto noi non abbiamo mai avuto dei dubbi, eccetera. C'erano delle perplessità sulla rotonda e sulle cose che giravano intorno, tipo la cabina dell'Enel, c'erano degli impegni ben precisi di farla prima dell'inaugurazione, questo non si è potuto fare, che l'ho saputo oggi. Risolto anche il problema della cabina Enel, non resta che fare un primo bilancio di previsione. Io credo che all'interno della comunità del comune di Casarza Ligure sia un'opera che porterà dei grandi vantaggi in termini di sicurezza stradale, in termini di inquinamento sia ambientale, sia di rumore, sia acustico e quant'altro, inquinamento e varie cose. Sino a ieri, sulla 523, il 70% dei 16.000 veicoli in transito ogni giorno erano diretti a Casarza. Di questi, 1.300 tir sono diretti alla zona industriale in sponda sinistra. Ora si pensa al secondo lotto, ma senza polemiche, ha concluso Repetto. Alle discussioni sterili preferiamo le cose da fare, realizzabili con le risorse che ci sono.